Due squadre in salute, reduci da importanti vittorie nell'ultimo turno di campionato, cercano 3 punti per alimentare la propria classifica e le proprie ambizioni. Amici sportivi, buon pomeriggio dallo stadio Franco Frogheri di Nuoro per la prima giornata del campionato di eccellenza regionale, la prima giornata di ritorno. Si affrontano Nuorese e Guspini. Squadre che stanno guadagnando il centro del campo insieme alla terna arbitrale composta dal direttore di gara signor Lorenzo Moretti di Cesena, che verrà assistito dai 2 assistenti entrambi della sezione di Cagliari, Nicola Magia e Nicolo Pili. Andiamo con le formazioni partendo per dovere di ospitalità dal Guspini che schiera Fortuna, Iba, Laconi, Uliana, Boi, Pinna, Montesuelli, De Murtas, Caddeo, Suella e Fantasia. A disposizione dell'allenatore signor Giampaolo Murru, Loddo, Curreli, Piras, Mudu, Uccheddu, Vinci, Sirigu, Floris e Colacino. La risposta della Nuorese è affidata a Trini Peana Usai Corda, alla Pia Varrucciu, Giacomo Santoro, Steri Ragazzu, Cocco e Pinna, a disposizione di mister Marco Sanna, carta Nurra, De Solis, Nurra, Porcu, Santoro, Alessandro, Piredda, Manca e Piloso. Un minuto di silenzio, ci accodiamo anche noi. Minuto di silenzio per ricordare l'arbitro Bomboi scomparso un anno fa. Calcio d'inizio che verrà effettuato dal Guspini che gioca in maglia nera, attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, in bianco la Nuorese che attacca sul fronte opposto. Nel Guspini segnaliamo che Caddeo non gioca con la maglia numero 9 ma con la maglia numero 14, il numero 9 è Curreli che è in panchina. È tutto pronto per l'inizio della gara, ultimi cenni d'intesa tra l'arbitro e gli assistenti. Si attende il fischio dell'arbitro. Partiti con il Guspini che gioca il primo pallone con Iba, la sventagliata di Iba a cercare il centravanti Caddeo, esce in anticipo Trini, il suo rinvio diventa un assist per Ragazzu entra in area di rigore, viene chiuso dall'intervento di Iba in raddoppio, aveva tentato di saltare Uliana, Ragazzu c'era riuscito in un primo momento ma è stato efficace l'intervento in chiusura dall'esterno sinistro. Riparte il Guspini con Boi, guadagna qualche metro il giocatore ex nuorese, servito Iba, contrastato da Giacomo Santoro in fallo laterale, ancora nel ruolo di esterno basso destro Giacomo Santoro, una scelta che ha premiato Marco Sanna nell'ultimo confronto disputato dalla Nuorese qui allo Stadio Quadrivio contro la San Marco a Semini, incontro che la Nuorese ha vinto con il risultato di 2-1 e reduce da una vittoria anche il Guspini che nell'ultimo turno ha espugnato l'Angelo Caocci di Olbia battendo il Porto Rotondo con il risultato di 3-1. Intanto calcio di punizione per la squadra in maglia nera, i cui colori sociali sono il bianco e il rosso, se ne incarica De Murtas. Arriva qualche saltatore dalle retrovie per la squadra ospite, parte De Murtas a cercare un compagno al centro dell'area, in anticipo su tutti Varrucciu, quindi Cocco a proseguire nella corsa, se non andiamo errati lo stesso Varrucciu, impreciso il suo lancio in avanti che diventa facile preda per Fortuna. Riparte il Guspini con Boi, da Boi a Fortuna, sale il pressing della Nuorese, Fortuna tenta di servire Laconi, in qualche modo la palla arriva a Pinna,
Indietro per Laconi, contrastato da Cocco fallosamente secondo il signor Moretti, calcio di punizione in favore della Nuorese, del Guspini, scusate. Laconi gioca centralmente per Montesuelli, all'indietro per Uliana, da Uliana ancora per Fortuna, il suo rilancio sul settore di sinistra dove Iba riesce a tenere il pallone in campo, quindi il duello tra Caddeo e la Pia. Arriva Corda che appoggia all'indietro per il numero 3 per Santoro, no, per Usai con il numero 3. Caddeo punta Usai, chiude tutto il numero 7 Santoro. Tanto c'è un errore nella distinta perché Usai gioca con il numero 7 e non con il numero 3. Numero 3 che è Giacomo Santoro. Tanto la rimessa laterale per il Guspini. Caddeo tocca 2 volte il pallone, poi viene intercettato da Steri che lancia in avanti dove non ci sono maglie bianche. Riparte il Guspini con Boi. Boi gioca su Uliana. Ancora per Fortuna, Boi sale la pressione della Nuorese con Usai che costringe l'avversario all'errore. Rimessa per i verde-azzurri con Santoro che guadagna il punto di battuta. Santoro accorda, pallone di ritorno, mette al centro, Santoro respinge Boi che legge bene la situazione e mette in fallo laterale, prova a guadagnare qualche metro la Nuorese in questa fase. Siamo al quinto minuto di gioco, ancora 0-0 allo stadio Franco Froghieri. La Pia per Varrucciu, lancio lungo di Varrucciu a cercare Usai, troppo lungo il suggerimento, esce Fortuna e fa sua la sfera, poi la mette in fallo laterale, richiama l'attenzione della panchina il signor Moretti. Qualche problema per l'estremo difensore del Guspini. Che rimane a terra. Sei punti in classifica per la Nuorese, pesa la penalizzazione di 5 punti, la Nuorese avrebbe avuto 11 punti in classifica. Invece si ritrova a 6, 3 punti in meno del Guspini. Di fatto la differenza la fa il precedente della gara d'andata che si è giocata nella prima parte della stagione con il Guspini che si è imposto tra le mura amiche con il punteggio di 3-1. Gioco che ancora non riprende. Qualche indicazione per Usai arriva da mister Marco Sanna. Gioco che adesso può riprendere con Usai che restituirà il pallone agli avversari. Fortuna invita i difensori centrali a salire, batterà lungo il portiere del Guspini che poi ci ripensa con la giocata corta per Uliana. Lancio lungo di Uliana, la sponda di Suella per Caddeo che guadagna il settore di sinistra, mette il pallone al centro Caddeo, palla ribattuta, un secondo tentativo su cui arriva Peana, quindi Cocco verticalizza subito per Ragazzu che non ha un controllo agevole,
palla che arriva comunque a destinazione per Steri, che serve Peana, tocco al centro per Varrucciu, quindi Steri, Corda. Tocco di esterno per Corda che apre per Santoro, pallone di ritorno per Corda, se lo dimentica per un attimo, riesce a giocarlo all'indietro per la Pia, quindi Varrucciu. Il tocco morbido di Varrucciu a cercare Pinna, Giulio Pinna, quindi Cocco, apertura a cercare Usai che riesce in un primo momento a controllare il pallone, arriva Boi a spazzare l'aria, la rimessa laterale è per il Guspini, c'è stata una deviazione di appunto di Usai, rimessa affidata a Ibba sul settore di sinistra, lancia per Caddeo, tocca il pallone per Fantasia, forse un fallo, si continua a giocare per il vantaggio, poi il contrasto tra Varrucciu e Suella, viene ravvisato un fallo, un fuorigioco a Suella, riparte la Nuorese con Cocco. Cocco gioca all'indietro per Steri, quindi la Pia, spazio la Pia per avanzare, serve Corda, pallone di ritorno, giocata decisamente macchinosa questa di la Pia per Trini che risolve con un rinvio lungo, attenzione al campanile su cui si avventa Usai che prende il tempo a Ibba, va via Usai che guadagna la linea di fondo, va giù il numero 7 della Nuorese, calcio di punizione in favore della squadra verde-azzurra e arriva il primo provvedimento disciplinare ai danni del numero 2 del Guspini, Ibba, cartellino giallo. Buona la giocata di Usai che ha saputo addomesticare il campanile sollevato da Trini. Punizione per la Nuorese, la solita doppia soluzione di Cocco col destro e Pinna con il sinistro a rientrare. Arrivano i difensori verdi-azzurri a saltare al centro dell'area, vediamo la Pia, Varrucciu, anche Peana insieme a Ragazzu con Trini sul primo palo, organizza le marcature il Guspini al centro dell'area. Tanto sarà Cocco a battere verso l'area di rigore. L'arbitro va a redarguire i giocatori al centro dell'area prima del fischio che arriva in questo momento la battuta di Cocco, il colpo di testa di La Pia, la deviazione sulla traversa e poi ravvisato un fallo in attacco. Nuorese vicina al gol con il suo elemento più giovane, classe 2003. Brivido per la porta difesa da Fortuna quando siamo all'11° minuto di gioco qui al Franco Frogheri. Controlla con grande tranquillità Varrucciu, lancia sullo spazio Cocco inseguito da Laconi. Cocco punta Laconi, arriva in raddoppio anche Pinna, non riesce ad evitare il calcio d'angolo, o forse sì. L'arbitro ha segnato la rimessa laterale in favore della Nuorese, settore di sinistra, arriva Peana sul punto di battuta. Va Peana per Pinna, ha tentato l'inserimento, ha fatto buona guardia Laconi, pallone sul fondo. Si avvicina a Boi per un passaggio corto, Fortuna lo invita a salire. Palla che supera la metà campo, non ci arriva nessuno. Corda in anticipo su Caddeo, quindi Varrucciu. Attenzione perché c'è spazio per Usai, sbaglia l'apertura per Pinna che si è proposto, ma Usai recupera il pallone
Boi in anticipo su Ragazzu. Siamo dall'altra parte con Fantasia, pescato in fuorigioco dal secondo assistente. Calcio di punizione per la Nuorese che riparte con la Pia che gioca in orizzontale per Varrucciu. La Varrucciu a Corda, avanza a Corda, verticalizzazione per Usai che ruba palla a Montesuelli, la verticalizzazione per Ragazzu, esce in anticipo Fortuna. Non si trattava di Montesuelli ma di De Murtas, protestano i giocatori del Guspini per una spinta che è apparsa piuttosto evidente. Riparte la squadra campidanese sul settore di destra con Pinna, chiuso da Steri, che tocca per Corda, quindi Varrucciu all'indietro verso Trini. Il rilancio di Trini, Santoro addomestica il pallone, si accentra Santoro, c'è Cocco largo sulla sinistra, legge bene la situazione Laconi, ma Peana prova ad alimentare l'azione, deve rifugiarsi all'indietro sull'attacco di Suella. Quindi Varrucciu gioca su Pinna, Pinna al centro per Usai, quindi Steri, scambiano Steri e Usai, poi Nuorese che riparte dalle retrovie con Varrucciu, Varrucciu che gioca su Peana, chiede palla a Cocco, Peana sceglie la soluzione centrale per Corda, da Corda a Usai, lo scambio non si chiude, può ripartire il Guspini con Caddeo, ha spazio Caddeo per la ripartenza, guadagna la tre quarti, poi scarica su Fantasia, impreciso il passaggio e in anticipo Santoro, la pressione di Fantasia, Santoro fa scorrere, ci sarà però fallo laterale, non rinvio dal fondo. Caddeo chiama i suoi alla pressione. Santoro per Corda, sbaglia il passaggio di ritorno ma Santoro ci arriva comunque, il suo rinvio nella zona di Ragazzu anticipato da Uliana, quindi Montesuelli fermato da Corda, fallosamente secondo il direttore di gara, calcio di punizione per il Guspini. Siamo molto distanti dalla porta difesa da Trini, ma sul pallone vediamo De Murtas e Caddeo, in particolare il centravanti del Guspini probabilmente tenterà la battuta a rete nonostante la distanza intorno ai 30 metri, forse anche qualcosa in più. Va Caddeo, pallone sulla barriera, recupera Laconi che mette il pallone al centro, ci arriva la Pia, pallone per Caddeo che allarga su Fantasia, cross basso, ci arriva Corda prima di tutti, Corda per Usai, cerca di difendere il pallone Usai, scarica su Pinna, Pinna per Ragazzu, protegge il pallone Ragazzu, c'è il fallo di Uliana, intervento da dietro del difensore del Guspini, calcio di punizione in favore della Nuorese. La Pia mette a terra il pallone, serve Steri nel cerchio di centrocampo, avanza Steri, scarica su Cocco, all'indietro per Varrucciu, ancora il capitano della Nuorese che serve Corda, quindi Pinna all'indietro per la Pia, Pinna verticale per Ragazzu, anticipo di Boi, quindi Fantasia tallonato da Corda che con la collaborazione di Santoro recupera il pallone, si lotta vicino alla linea laterale, alla meglio la Nuorese con la Pia che gioca all'indietro su Trini, da Trini a Varrucciu, avanza Varrucciu, pallone per Peana, difficile da controllare, non riesce a tenere il pallone in campo il terzino ex Arzachena, palla che finisce in out, rimessa per il Guspini, se ne incarica Laconi per De Murtas che alza un campanile dove non ci arriva Suella, ancora Nuorese in possesso palla con Trini,
quindi la Pia porta palla, cerca un'idea, serve corda nello stretto per Usai, da Usai a Ragazzu, spalle alla porta, va via Usai, invita all'azione Santoro, troppo corto il passaggio, chiude Fantasia, quindi Montesuelli gioca all'indietro per Ibba, palla lunga nella zona di Caddeo, duello con la Pia, ravvisato un fallo dell'attaccante, calcio di punizione per la Nuorese. Steri, la Pia sul settore di destra, lancio lungo per Ragazzu, impreciso, arriva in anticipo Ibba, forse troppo frettoloso nel rilanciare il pallone, non controlla Caddeo, ci arriva la Pia, tocca per Varrucciu, quindi Steri ancora per Varrucciu, invito per Cocco, la pressione di Laconi, si libera Cocco che apre su Usai, legge bene la situazione Ibba, sta arrivando a rimorchio Santoro che preferisce prendersi la rimessa laterale. Santoro per Cocco, entra in area di rigore Cocco, legge bene la situazione Uliana che anticipa di testa e mette il pallone in fallo laterale. Santoro dialoga con Corda, la finta di Corda non abbocca Montesuelli che poi viene pressato da Santoro, pallone che rimane nei pressi della bandierina e per l'arbitro e per il guardaline è calcio d'angolo. L'arbitro richiama Montesuelli che aveva protestato per questa decisione. Angolo dalla bandierina di destra sul pallone Pinna, pallone al centro verso Steri sul primo palo, ma arriva puntuale l'anticipo di Ibba, quindi Pinna, Usai che gioca su Pinna, pallone toccato in fallo laterale. Giulio Pinna lascia Santoro. Il cross col destro di Pinna direttamente su Fortuna, in netto anticipo su Ragazzu. Può ripartire il Guspini con Montesuelli, allarga per Fantasia che invita all'azione Ibba, va via Ibba a Santoro, finisce giù il laterale sinistro del Guspini, calcio di punizione. Abbiamo superato il 20° minuto qui al Franco Froghieri, ancora 0-0 tra Nuorese e Guspini. De Murtas gioca su Caddeo, intervento a gamba tesa di Corda, calcio di punizione per la squadra ospite. Già battuto, ma l'arbitro ferma il gioco e chiede a Corda di osservare la distanza. Soliti tiratori per il Guspini, De Murtas e Caddeo. Si allontana il centravanti, sarà De Murtas con ogni probabilità a mettere al centro, anche perché si tratta di un calcio di punizione indiretto. Va De Murtas nella zona di Caddeo, troppo lungo il pallone, ci arriva agevolmente Trini, il suo rinvio lungo nella zona di Usai, ma sembra in anticipo e così è Fortuna che rimette rapidamente in gioco nella zona di De Murtas, settore sinistro, si accentra De Murtas, evita Ragazzu, poi gioca su Fantasia, ancora su De Murtas, il fallo di Giulio Pinna e altro calcio di punizione in favore del Guspini. Solito De Murtas sul pallone, tocca all'indietro per Uliana. Uliana lancia in profondità dove c'è il numero 10 Suella, viene anticipato, può ripartire la Nuorese con Cocco che vince un rimpallo, quindi Corda per Pinna, si è aperto Santoro sulla destra, da Santoro alla Pia,
La Pia evita l'intervento di Caddeo e poi appoggia su Varrucciu. Varrucciu per Peana, da questi a Cocco, non riesce a controllare Cocco, anticipato da Pinna, arriva un po' tardivo il fischio dell'arbitro. Guspini poteva usufruire del vantaggio, ha preferito fermarsi Pinna in questo caso, intanto è arrivato il cartellino giallo anche all'indirizzo del capitano della Nuorese per questa trattenuta. La battuta di De Murtas a cercare Caddeo, pallone che passa, il tiro al volo di Suella, molto interessante questa azione del numero 10, palla alta ma c'è stata una deviazione e si riprende con un calcio d'angolo in favore del Guspini. Suella ha timidamente protestato per un contatto, l'arbitro non ha avuto dubbi, ha indicato la bandierina, il solito De Murtas alla battuta chiama uno schema. Va De Murtas che gioca corto su Fantasia, tenta il cross basso, viene ribattuto e poi Pinna si rifugia in fallo laterale. Rimessa per la Nuorese. L'assistente deve aver visto un ultimo tocco di un giocatore del Guspini. Varrucciu gioca all'indietro su Trini, larga sulla Pia, sale la Pia che lancia lungo nella zona di Ragazzu, controlla il pallone Ragazzu, è suo l'ultimo tocco sulla pressione di Uliana. La rimessa è per il Guspini, se ne incarica Ibba. Ibba lancia su Caddeo, pallone che scorre, Fantasia, gioca ancora su Caddeo, lo contrasta con efficacia la Pia. La Nuorese ottiene una rimessa laterale con Santoro. Santoro gioca all'indietro, ancora per la Pia, allarga su Varrucciu, tocco corto per Steri. Arretra anche Corda, si fa dare il pallone, Corda poi lancia in profondità nella zona di Usai, troppo lungo, lascia scorrere Fortuna e ci sarà così rimessa dal fondo. Ritmi più lenti in questi ultimi minuti. Decisamente più promettente l'avvio di gara. Qui abbiamo registrato l'occasione di La Pia all'11° minuto sugli sviluppi di una palla inattiva, colpo di testa sulla traversa. Tanta attenzione alla ripartenza del Guspini con Montesuelli che lancia in campo aperto Fantasia, gioca all'indietro per Caddeo, gioco di gambe di Caddeo che invita all'azione Ibba, ancora Fantasia, si accentra Fantasia, contrastato da Pinna, pallone che arriva comunque a destinazione per Montesuelli, si rifugia in fallo laterale la Nuorese con la chiusura, se non andiamo errati, proprio di La Pia, rimessa laterale per il Guspini che non ha sfruttato bene questa ripartenza. La lunga gittata di De Murtas a cercare il colpo di testa di Suella, palla alta sopra la traversa. Due conclusioni di Suella negli ultimi 3 minuti. Batte corto Trini, la Pia per Santoro. Controlla bene il pallone Santoro, ha spazio per avanzare, poi serve Ragazzu, la sponda di Ragazzu, legge bene la situazione Ibba, Corda alimenta l'azione con Pinna, quindi Steri apre su Cocco,
riesce a tenere il pallone in campo il capitano, lo rincorre Suella, si accentra Cocco, il cross al centro e qui non si fida Ibba che mette il pallone in calcio d'angolo sulla pressione di Usai. Tiro dalla bandierina per la squadra verde-azzurra. La battuta di Pinna, ci arriva Fortuna che anticipa tutti, anche la Pia che ha tentato l'inserimento. Riparte il Guspini con Laconi, Laconi lancia lungo per Suella, stoppa Suella, affrontato da Steri che gli toglie il pallone, serve Ragazzu, Ragazzu tallonato da Montesuelli, apre a sinistra per Cocco, si porta di nuovo il pallone sul destro, il cross tagliato di Cocco, buca l'intervento Boi, stava per approfittarne Usai, pallone che è arrivato quasi casualmente dalle parti di Fortuna. Duello aereo che vede vincitore Santoro, quindi Pinna, Corda, gioca su Cocco inseguito da Pinna, il suo pallone in verticale viene letto bene da Boi che anticipa Ragazzu e fa ripartire il Guspini. C'è un altro fallo su Pinna, altro cartellino giallo, stavolta all'indirizzo di Peana. Le proteste di Cocco e anche quelle di Marco Sanna dalla panchina. Provvedimento che non è piaciuto all'allenatore della Nuorese. Apertura di De Murtas dalle parti di Fantasia, lascia scorrere Santoro. Ha fintato l'anticipo il numero 3 della Nuorese, poi preferito prendersi la rimessa dal fondo con Trini che mette in movimento Peana, di prima per Cocco che alza un campanile dove non c'è nessuno, c'è invece Federico Boi, porta a palla a centrocampo Boi, la sua apertura viene sporcata da Giulio Pinna, ma Guspini che resta in possesso palla con Montesuelli, da questi a Uliana, rischia un po' Uliana che riesce comunque a tenere il pallone, ha tentato di mettere in movimento Caddeo, anticipato dalla Pia, intanto un altro fallo, stavolta di Giulio Pinna su De Murtas. Altro calcio di punizione in favore del Guspini, abbiamo superato la mezz'ora al Franco Froghieri, ancora reti inviolate tra Nuorese e Guspini. Ibba gioca su Fantasia, quindi Montesuelli riesce a rimanere sul pallone, pressato da Corda, pallone per Fantasia, si sta sovrapponendo Ibba, viene ignorato perché c'è l'inserimento di Montesuelli che colpisce male, consegnando di fatto il pallone a Trini, poteva sfruttare meglio questa occasione il Guspini. Si era inserito molto bene Montesuelli. Conclusione non all'altezza della giocata, quindi Giulio Pinna per Santoro, l'apertura dove non ci sono maglie bianche ma dove c'è invece Pinna che viene però anticipato da Steri, porta palla Steri, intervento sul pallone secondo l'arbitro, riparte il Guspini, De Murtas, la progressione del numero 8 che guadagna almeno 20 metri di campo prima di scaricare per Suella, il pallone tagliato di Suella, ci arriva la difesa della Nuorese ma ancora Guspini in possesso palla, prova ad alzare la pressione la squadra di Giampaolo Murru, Uliana per Fantasia, quindi Caddeo, gioca all'indietro per De Murtas, protegge la palla dall'intervento di Corda e anche da quello di Steri.
che è falloso secondo l'arbitro, un po' tardivo il fischio del signor Moretti, ci sono le proteste dei giocatori della Nuorese. E forse stavolta non sbagliano i giocatori in maglia bianca a protestare. Ha lasciato correre su interventi ben più ruvidi il signor Moretti e adesso invece ha segnato il calcio di punizione a favore del Guspini. Si avvicina a Caddeo sul punto di battuta, forse per catechizzare De Murtas sul pallone da mettere al centro. Infatti Caddeo guadagna il limite dell'area insieme ai saltatori, ci sono Uliana e Boi. Il pallone di De Murtas per Caddeo, non riesce a dare potenza al suo colpo di testa. Trini ha fretta di far ripartire Usai, il colpo di testa a chiudere di Ibba in fallo laterale. Nuorese che cerca spesso queste palle lunghe in direzione dei suoi esterni d'attacco. Qui Santoro dialoga con Usai, ancora Santoro. Santoro si porta il pallone sul sinistro, ancora Boi a spazzare l'area di rigore, poi in qualche modo la Pia riesce a bloccare la ripartenza del Guspini. Riparte la Nuorese con Peana, Ragazzo non riesce a controllare il pallone ma poi per un attimo lo riconquista, quindi De Murtas a mettere ordine. De Murtas all'indietro per Fortuna, osserva il piazzamento dei compagni Fortuna e poi serve Uliana che dialoga ancora col portiere, sale la pressione di Ragazzu, quindi Uliana intercetta Usai che tiene anche il pallone in campo, lo mette al centro dove c'è Ragazzu, protegge il pallone Ragazzu, lo mette per corda, pallone tagliato, non ci arriva Cocco, anche per la chiusura di Laconi, azione molto interessante questa della Nuorese. Su un pallone recuperato da Usai, il traversone di corda con Ibba, bravo ad anticipare Cocco, appostato sul secondo palo. Va Cocco sulla bandierina di sinistra, pallone a uscire dove c'è Santoro che prova la conclusione, decisamente sbilenca, ma Nuorese che resta in possesso palla con corda, che trova una linea di passaggio per Cocco, arriva la segnalazione del guardaline, fuori gioco di Fabio Cocco. E azione della Nuorese che sfuma. E Laconi a incaricarsi di questa punizione, batte lungo il numero 3 del Guspini, l'anticipo di Varrucciu direttamente su Fortuna. L'invio lungo di Fortuna, palla che spiove nella tre quarti campo, arriva Varrucciu in anticipo, poi tocca il pallone De Murtas, quindi Ragazzo, ancora De Murtas, fermato fallosamente da Giulio Pinna che poi commette anche un secondo intervento falloso, anche stavolta il fischio del signor Moretti è arrivato un po' tardivo, resta a terra De Murtas. Va a sincerarsi delle sue condizioni il direttore di gara e si rende necessario l'intervento dalla panchina e dunque gioco fermo quando stiamo entrando nel 38esimo minuto della prima frazione.
Ancora reti inviolate allo stadio Franco Froghieri tra la Nuorese e il Guspini. Abbandona momentaneamente il campo De Murtas. Guspini momentaneamente in inferiorità numerica. Qui l'apertura per Fantasia di testa nella zona di Caddeo. Arriva a Corda che subisce fallo dal centravanti della squadra ospite. Riparte la Nuorese con Varrucciu, allarga a sinistra su Peana. Da Peana a Steri. Porta palla Steri, serve in profondità Cocco, va in sovrapposizione Giulio Pinna, quindi Peana chiuso da Laconi in fallo laterale, se non andiamo errati sì, deve essere rimessa dall'out di sinistra. Cocco gioca ancora su Peana, segnalato fuori gioco a Peana. Se ne accorge il direttore di gara della segnalazione dell'assistente Nicola Magia che opera sotto nostra postazione. E Fortuna senza particolare fretta mette il pallone a terra per battere il calcio di punizione. Palla lunga nella zona di Suella, il duello aereo con Steri, quindi Pinna in anticipo sul suo omonimo. E attenzione al lancio lungo per Ragazzu che prende il tempo a Oliana. Ragazzu ci arriva, Fortuna con i piedi. Non è stato freddo in questa circostanza Mauro Ragazzu. Occasione per la Nuorese al 40° minuto, intanto Peana gioca ancora su Ragazzu che va giù e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. Fallo su Mauro Ragazzu che ha protetto palla sull'intervento di Uliana, è andato giù l'attaccante di Quartus Sant'Elena. E dunque, occasione per la Nuorese per sbloccare il match e il solito Mauro Ragazzu a sistemare il pallone dagli 11 metri. Entriamo adesso nel 42° minuto. Mauro Ragazzu contro Fortuna. Si attende il fischio dell'arbitro, la rincorsa, Fortuna respinge il calcio di rigore di Ragazzu, non ha angolato la conclusione e Fortuna è riuscito a respingere con i piedi, sfuma la grande occasione per la Nuorese. Si resta sullo 0-0, adesso arriva il cross di Usai, palla respinta. Quindi Corda ci prova dalla distanza, si lotta sulla tre quarti, Corda allarga in direzione di Cocco, altro fuorigioco del capitano che non se ne capacita. Riparte a tutta velocità il Guspini con Suella, affrontato da Corda, Suella cerca di far valere il fisico,
ci riesce, prova a guadagnare il fondo, c'è una deviazione di Peana, calcio d'angolo in favore della squadra ospite, la grande occasione per la Nuorese. Bravo e fortunato Fortuna, non ha calciato benissimo Mauro Ragazzu, che non ha angolato particolarmente la conclusione. Si resta sullo 0-0, calcio d'angolo in favore del Guspini. De Murtas sul pallone, traiettoria a uscire, pallone al centro, Steri anticipa Caddeo e pallone che resta in campo con Fantasia, con Caddeo, scusate, affrontato dalla Pia, non c'è fallo. La palla è uscita secondo il direttore di gara e ci sarà calcio d'angolo. No, ci sarà rimessa laterale. La palla era uscita di lato. La lunga gittata di De Murtas, ci arriva la Pia, ma rinvia al centro per Pinna che trova l'incrocio e realizza un grande gol. Il Guspini trova il vantaggio al 44esimo minuto. La conclusione al volo di Pinna che non lascia scampo a Trini. Gol sbagliato, gol subito. Guspini in vantaggio sul finire del primo tempo. Riparte la Nuorese con Corda che serve Santoro, da questi alla Pia. Varrucciu. Avanza Varrucciu che collabora con Corda, quindi Steri. La Pia per Giulio Peana per Giulio Pinna. Qui attenzione al fallo di Suella, rimane a terra la Pia. 2 minuti di recupero intanto segnalati a bordo campo. Tanto non c'è fallo sull'entrata precedente. Riparte la Nuorese con Steri, da Steri alla Pia, quindi Usai, converge Usai, pensa a un passaggio sulla sinistra per Cocco, poi serve Steri, Cocco, il dialogo, chiude bene Uliana, quindi Steri contro Pinna, alla meglio in un primo momento il giocatore del Guspini, quindi stavolta c'è fallo di Suella e viene pareggiato anche il conto degli ammoniti. Uliana e Suella da una parte, dall'altra invece sono arrivati i provvedimenti per Peana e Cocco. Cocco sul pallone, cercherà di mettere verso il centro dell'area, una delle ultime occasioni per la Nuorese per riportare il risultato in parità. Va Cocco al centro, anticipato Varrucciu, pallone per Ragazzu. Ragazzu dialoga con Corda, va giù Ragazzu, stavolta non c'è fallo, il pallone nel frattempo finisce sul fondo. Si lamenta Ragazzu, che era comunque fuori dai 16 metri. Il rinvio di Fortuna nella zona di Fantasia, che nel frattempo si è spostato a destra. Fantasia prende il tempo a Peana, attenzione a questo attacco del Guspini. Fantasia, il cross per Suella che fallisce clamorosamente da pochi passi. Grande occasione per il Guspini.
proprio all'ultimo secondo. Arriva qui il fischio finale della prima frazione di gioco, avanti il Guspini per 1-0, decide il gol di Pinna al 42esimo. Noi diamo la linea alla regia e ci sentiamo tra un quarto d'ora circa per il racconto della seconda frazione di gioco. Leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. Al centro di Cagliari, a pochi chilometri dal mare e a ridosso dai principali impianti sportivi comunali. Per la trasferta sportiva decenni di esperienza, le tecnologie più avanzate, l'affidabilità delle materie prime utilizzate e ancora certezza della spesa da affrontare e precisione nella riconsegna del veicolo. Car Service esegue con cura tutto ciò di cui la tua auto ha bisogno, un servizio realmente a 360 gradi per la tua quattro ruote, personale o commerciale. Ricostruzione strutturale di telai, interventi di carrozzeria, meccanica, centro revisioni, elettrauto, diagnosi certificata, pneumatici, climatizzazione e glass service e anche nei festivi soccorso stradale 24 ore. Con il suo forno a essiccazione con centrale termica dal 1992 la Car Service di Luciano Ezzi è in piena sicurezza punto di riferimento nel settore in partnership con i migliori marchi dell'auto italiana ed europea e in convenzione con le più importanti compagnie assicurative. Car Service a Cagliari, in via dell'Artigianato 20, pressi viale Elmas. Hai avuto un sinistro o cerchi semplicemente un ritocco alla tua auto? Chiama o passa a trovarci. Avremo sempre la soluzione giusta per te, anche in Sardex. Rientriamo dal Franco Froghieri per il secondo tempo della gara valida per la prima giornata di ritorno del campionato
di eccellenza regionale, in campo Nuorese e Guspini, ospiti avanti con il punteggio di 1-0 grazie al gol di Matteo Pinna al 42esimo del primo tempo, un grande tiro al volo del numero 6 del Guspini che ha tradotto in rete una corta respinta della difesa della squadra di casa. Nuorese che in questo secondo tempo attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, completo bianco con inserti verde e azzurri per la squadra allenata da Marco Sanna, in completa tenuta nera da trasferta il Guspini che solitamente gioca con i colori sociali, i colori bianco-rossi. Primo tempo giocato a sprazzi, più vivace la Nuorese in apertura, ha avuto le sue occasioni per passare con la Pia e con Cocco, ma attenzione perché dobbiamo entrare subito in diretta con Ragazzu che mette il pallone al centro, ma è stato segnalato in offside il centravanti della Nuorese. Dicevamo meglio la Nuorese in apertura con le occasioni capitate alla Pia e a Cocco che non è riuscito a tradurre in rete un cross tagliato di corda anche per l'anticipo provvidenziale di Laconi. Nel finale di tempo però è cresciuto il Guspini che ha creato le sue occasioni per passare fino a quando non ha trovato il gol al 42esimo con Pinna, sferato anche il raddoppio Consuella in pieno recupero la squadra di Giampaolo Murru. 1-0 per il Guspini. Vediamo cosa succederà in questo secondo tempo. Nuorese che manovra con Varruccio, apertura a destra nella zona di Usai, interviene Ibba che mette il pallone in fallo laterale. Corda gioca sulla Pia, da questi ancora a Corda. Steri per Ragazzu, protegge il pallone Ragazzu sull'intervento di Uliana, regolare secondo l'arbitro. Tra i due litiganti arriva De Murtas che mette in movimento Fantasia sul settore di sinistra, sbaglia tutto. Fantasia era un 3 contro 3 da capitalizzare meglio per l'attacco del Guspini, intanto si è fatto male il numero 11 della squadra ospite. Chiesto nuovamente l'intervento della panchina. Tanto deve uscire Fantasia, non riesce a riprendere il numero 11 del Guspini, chiamato il cambio al suo posto il numero 17 Vinci. Costretto dunque al primo cambio mister Giampaolo Murru. Pallone che viene consegnato a Trini e può ripartire la Nuorese con Varrucciu. Varrucciu lancia in profondità per Peana, puntuale l'anticipo di Laconi, mette il pallone in fallo laterale. Giulio Pinna sul pallone, da questi a Steri, ancora per Pinna, quindi Steri pressato da Matteo Pinna. Corda deve giocare all'indietro sulla Pia. La Pia allarga per Santoro, riesce a tenere il pallone, forse subisce anche fallo. Il lancio di Santoro viene intercettato da Matteo Pinna, quindi Trini gioca di testa su Varrucciu. Varrucciu per Steri.
Steri lancia in profondità per Usai, riesce a tenere il pallone in campo Usai? No. Non ha controllato bene la sfera il numero 7 della Nuorese. Parte il Guspini con Montesuelli che cerca vince, chiude tutto Corda, fa ripartire Steri. Non si sgancia per tempo Peana, quindi Steri deve rigiocare all'indietro su Varrucciu. Lancio in profondità per Ragazzu, contrasto con Uliana, non ci arriva nessuno, ci arriva De Murtas che spazza l'aria nella zona di Caddeo. Quindi Steri mette a terra, ma Guspini che recupera con Montesuelli che va via a Steri. Pallone in profondità a cercare Caddeo, chiude tutto Santoro che mette il pallone in una zona dove non ci sono giocatori della Nuorese. Riparte il Guspini con Matteo Pinna che serve Suella, quindi De Murtas per Montesuelli, ha spazio per tirare da fuori. Da dimenticare la conclusione del numero 7, palla alta sopra la traversa. Riparte la Nuorese con Peana. Peana a Steri, avanza ancora Steri, serve Usai, quindi Cocco cerca lo spazio per il tiro, va giù Cocco, non c'è fallo neanche in questa circostanza. Steri appoggia per Giulio Pinna, da Pinna Ragazzu, controlla Ragazzu, serve scarica per Cocco, ci prova Cocco che apre nella zona di Peana. Va via Peana, prova a guadagnare il fondo, poi non riesce a mettere il cross. Chiude tutto De Murtas che si appoggia su Laconi, da questi a Suella, chiuso da Steri. Il fallo di Suella, calcio di punizione per la Nuorese. Protesta Suella, intanto già battuto il calcio di punizione. Palla che torna da Steri, quindi Corda, all'indietro per la Pia. La Pia per Corda, quindi Cocco, si gira Cocco, pallone sul sinistro, ci prova Cocco dalla distanza, conclusione angolata ma non potente, facile preda per Fortuna. Che rilancia in avanti nella zona di Varrucciu che ci arriva in anticipo. Quindi Steri in profondità per Cocco, legge bene Laconi, mette il pallone in fallo laterale, quindi Peana all'indietro per Varrucciu, quindi Corda che ha un po' di spazio, da Corda alla Pia, quindi Varrucciu per Giulio Pinna che viene anticipato, quindi Laconi in tandem con Suella. Prova ad andare via Laconi, protegge bene il pallone, poi viene affrontato da Peana fallosamente, calcio di punizione a favore del Guspini. Unito l'intervento irruento di Andrea Peana. La battuta di Boi nella zona di Laconi, viene fermato dall'arbitro l'ex centrale verde-azzurro che lascia la battuta a De Murtas e va a guadagnare il limite dell'area di rigore. La battuta di De Murtas verso il secondo palo, ancora Varrucciu ad arrivare prima di tutti, quindi Usai. La finta, saltare Iba, va giù Usai, regolare l'intervento di Iba che poi si libera anche di Corda, spazio per il tiro, ci prova Iba, la traversa clamorosa e poi Peana anticipa Suella. Occasionissima questa per il Guspini al 10° minuto di gioco. Ci ha provato Iba dalla distanza, traiettoria beffarda che ha saltato Trini.
la traversa, stavolta viene in soccorso alla Nuorese e si resta sul punteggio di 1-0 con Varrucciu che porta palla, quindi Cocco, apertura nella zona di Usai, Usai lancia Pinna nello spazio, il cross di Pinna per Ragazzu, Mauro Ragazzu, altro sliding doors in questa partita. Se nel primo tempo Matteo Pinna aveva portato in vantaggio il Guspini dopo il rigore sbagliato da Ragazzu, stavolta dopo l'occasionissima dei campidanesi arriva il pareggio della Nuorese e arriva per merito di Mauro Ragazzu. Azione in velocità e 1-1 all'11° minuto di gioco. Mauro Ragazzu sorprende Fortuna, si torna in parità 1-1 e qui l'arbitro fa rettificare il calcio d'inizio. Riparte il Guspini con De Murtas, Ibba, lancio in profondità, La Pia, lancio in profondità per Ragazzu, di petto per Pinna, la Pinna ancora per Ragazzu, apertura dall'altra parte per Peana, vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, letteralmente impossibile, ma buona l'idea di Ragazzu di aprire il gioco sulla sinistra. Matteo Pinna, pressato da Steri, deve fare attenzione Matteo Pinna perché c'è anche la pressione di Ragazzu che gli ruba palla, non c'è fallo, Ragazzu chiude, poi Matteo Pinna in calcio d'angolo. Grosso rischio questo che si è preso il numero 6 del Guspini. C'è Cocco sulla bandierina, l'angolo di Cocco, pallone respinta, ancora Cocco al centro dell'area, pallone tagliato, ci arriva Boi, poi spazza l'aria Ibba, Trini, Trini per Giulio Pinna che gioca ancora all'indietro per Trini, partita che si è decisamente ravvivata in questo inizio di ripresa, la traversa colpita da Ibba per il Guspini e subito dopo il pareggio della Nuorese con Mauro Ragazzu che ha tradotto in rete un bellissimo cross dalla destra di Giulio Pinna. Peana gioca su Cocco, ancora Peana, mette il cross col sinistro, ancora Ragazzu che non riesce a indirizzare il pallone, occasione per la Nuorese. Non è riuscito a dare la giusta direzione al pallone Mauro Ragazzu. Riparte il Guspini con Laconi, sombrero su Steri, non c'è fallo neanche stavolta, quindi corda, serve Cocco, forse una deviazione, così è. Rimessa laterale in favore della Nuorese, lo stesso Cocco appoggia su Steri, ancora per Cocco, pallone di ritorno per Steri, guadagna il fondo, il cross con il sinistro al volo Pinna, la respinta di Uliana. Nei pressi della linea di porta sale la pressione della Nuorese in questa fase. Varrucciu apre per Cocco, impreciso il lancio di Simone Varrucciu e pallone che finisce in fallo laterale. De Murtas
deve liberarsi di Cocco, De Murtas non ci riesce, deve tornare all'indietro, pressione di Steri, quindi Laconi nella zona di Caddeo, in anticipo netto Varrucciu che poi gioca su corda, da questi a Giulio Pinna che riesce in qualche modo ad aprire per Santoro, che poi si deve rifugiare sulla Pia, ancora a corda, prova ad alzare il pressing il Guspini, Giulio Pinna, Steri per Cocco che trova lo spazio, si sovrappone Peana, viene ignorato in un primo momento, poi c'è Ragazzu, gioco di gambe, apertura per Peana sulla sinistra, il cross di Andrea Peana che trova l'opposizione, se non andiamo errati, di De Murtas, che finisce a terra. Rimessa laterale per la Nuorese, altra chiamata della panchina e altro cambio per il Guspini. Nel frattempo sta preparando a entrare il numero 19 Floris. Ed esce Matteo Pinna, cambio che ancora non viene effettuato, ma comunque a breve Floris prenderà il posto del centrocampista del Guspini, autore del gol del provvisorio vantaggio della squadra di Mister Murru. E arriva il cambio, era Pinna il giocatore a terra e non De Murtas, si riprende con la rimessa laterale per la Nuorese, con Cocco che gioca insieme a Peana. Tentativo di cross del capitano verde-azzurro viene ribattuto, altra rimessa laterale in zona d'attacco per la squadra di Marco Sanna. Qui Peana dialoga con Corda, sbaglia il passaggio di ritorno e ci sarà stavolta la rimessa per il Guspini. Boi, lancio lungo di Boi, in anticipo la Pia che lascia rimbalzare il pallone, poi tocca all'indietro di testa per Trini. Riparte la Nuorese con Santoro, da Santoro a Ragazzu che trova un corridoio per Pinna che non punta alla porta, si allarga Pinna che serve Santoro, il cross respinto, palla che arriva a Cocco, il gioco di gambe di Cocco che si accentra sul destro, Cocco cerca il secondo palo ma trova le gambe della difesa del Guspini, non è recuperato da Steri, quindi Peana inciampa sul pallone, poi finisce a terra, il contrasto tra Corda e il nuovo entrato Floris, quindi Usai ha tentato il pallone in verticale per Pinna, ancora Usai che recupera il pallone, l'arbitro ferma il gioco per soccorrere Peana che è rimasto a terra nel precedente contrasto. Stavolta staff medico e sanitario della Nuorese in campo. Rimane a terra Peana, intanto l'arbitro si fa restituire il pallone da Cocco che avrebbe voluto restituirlo dalla linea laterale. Si rialza Peana, vediamo se sarà in grado di riprendere subito o se dovrà abbandonare almeno temporaneamente il campo, così è. Sanna si gira verso la panchina, non è da escludere la possibilità di un cambio. Tanto c'è il lancio lungo a cercare Vinci prende il tempo alla Pia che poi lo mette giù. Arriva il cartellino giallo anche per la Pia
e calcio di punizione in favore del Guspini si trattava di Santoro, lui che ha commesso fallo ed è lui che è stato ammonito. Tanto rientra in campo Peana, o meglio chiede di rientrare in campo Peana, si attende l'autorizzazione dell'arbitro. Intanto calcio di punizione dal vertice sinistro, nei pressi del vertice sinistro nell'area di rigore, rientra in campo Peana. Ultime indicazioni intanto per Currelli sulla panchina del Guspini, dovrebbe essere lui il prossimo a entrare. Alla battuta il solito De Murtas, tenterà un cross tagliato verso il centro dell'area. Va De Murtas, c'è Caddeo tutto solo, mette in rete Caddeo, ma viene annullato. Arriva la segnalazione di fuorigioco per il numero 14 della squadra ospite. Dobbiamo dire che al di là della segnalazione dell'arbitro si era smarcato molto bene Mattia Caddeo al centro dell'area. Intanto un fallo ai danni di Santoro. Calcio di punizione in favore della Nuorese. Vediamo l'azione di Usai. Usai litiga un po' col pallone, poi prova a mettersi in proprio, non abbocca Laconi. Scusate, sì, Laconi mette il pallone fuori. Arriva prima di tutti la Pia, quindi Corda, Varrucciu per Cocco che allarga nella zona di Santoro, c'è Usai, mette il cross al centro Usai, viene ribattuto, quindi Santoro per Corda, lascia scorrere nella zona di Giulio Pinna che si mette il pallone sul sinistro. Lo fa anche Usai che prova la conclusione, non ci arriva! Fortuna che sbaglia l'intervento, ribadisce in rete Ragazzu, ma c'è fuori gioco anche stavolta. Pareggiano in tutto le due squadre, pareggiano nelle grandi occasioni, pareggiano nei gol, pareggiano anche nei offside. Intanto entra Currelli al posto di Suella, un cambio in attacco per il Guspini. Aveva sbagliato l'intervento Fortuna, ma Ragazzu era in posizione di offside. Il rinvio del portiere del Guspini nella zona di Caddeo che anticipa la Pia. Resa che torna in possesso palla, Santoro, Ragazzu addomestica molto bene questo pallone, poi detta il passaggio per Santoro che va giù, non c'è fallo secondo l'arbitro, riparte la Nuorese con Corda che verticalizza per Ragazzu, troppo lungo il pallone che finisce sul fondo. Fortuna invita Boi a lasciare l'area di rigore, decide di battere lungo il portiere del Guspini. Lancio lungo, ancora Caddeo e la Pia a duello, vanno entrambi a vuoto, quindi Santoro rilancia, attenzione perché non si capiscono De Murtas e Uliane. Intanto Boi mette il pallone fuori perché è rimasto a terra
un giocatore del Guspini, dovrebbe trattarsi di Vinci. Altra interruzione. Cocco restituisce il pallone. Boi gioca su Laconi. Lancio in verticale di Laconi. Curreli invita all'azione Floris. Contrastato da Steri. Non c'è fallo, quindi Corda dialoga ancora con Steri che allarga sulla destra dove c'è Santoro. Santoro in verticale, intercettato. Questo pallone può ripartire il Guspini. Con Laconi. Laconi elude l'intervento di Cocco, quindi Floris contrastato da Santoro, pallone intercettato da Corda che poi lotta e riesce a tenere il possesso, poi una leggera trattenuta di Floris che costa un cartellino giallo, calcio di punizione per la Nuorese. Steri sul pallone, vicino c'è anche Cocco, batte corto Cocco, Cocco per Ragazzu, pallone troppo lungo, ci arriva il solito Federico Boi, quindi Montesuelli mette in fallo laterale, la rimessa è per la Nuorese. Gioca all'indietro Santoro sulla Pia. Dalla Pia a Steri, Steri per Usai, Usai lancia Santoro in profondità, riesce a chiudere Ibba in qualche modo e poi fa rimbalzare il pallone su Santoro, ma l'ultimo tocco è del giocatore del Guspini e quindi ci sarà un altro calcio d'angolo in favore della Nuorese. Va Pinna dalla bandierina, il cross, la Pia di testa, palla lontana dai pali della porta difesa da Fortuna. Parte il Guspini con Boi. Fa ripetere l'arbitro, ma Fortuna aveva toccato per Boi, forse la palla in movimento. Opta per il rinvio lungo il portiere del Guspini. Attenzione perché c'è il fischio dell'arbitro per un fallo di Steri su Floris, ammonito verbalmente il numero 8 della Nuorese. L'altro numero 8 invece sul punto di battuta, De Murtas. Va De Murtas nella zona di Curreli che tenta la sponda per Caddeo. No, questo è Curreli, poi Caddeo forse spinge su Varrucciu. La sponda era di Boi per Caddeo. Tanto Trini ha già messo in movimento Ragazzo, anticipato da Uliana che mette il pallone in fallo laterale. Consente ai suoi di rientrare. Parte la Nuorese. Steri supera la linea di metà campo, poi appoggia su Varrucciu. Varrucciu mette in movimento Peana. Da Peana a Cocco. Non facile questo pallone da controllare. Tanto Ragazzo era finito a terra. Spazza l'aria la difesa del Guspini. Quindi Peana contro Curreli. La rimessa è per il Guspini. Curreli per Caddeo. Chiuso nella morsa dei giocatori in maglia bianca.
Pallone che arriva a Giulio Pinna, il lancio lungo per Ragazzu. Ragazzu prende il tempo a Boi. I due centrali sul centravanti della Nuorese. Ragazzu appoggia su Pinna. Da Pinna a Steri. Steri tenta l'invito per Usai. Chiude la difesa del Guspini, quindi Curreli fallosamente su Varrucciu. Non è d'accordo l'attaccante del Guspini, riparte la Nuorese con Corda. Da Corda a Usai per Ragazzu che non riesce ad andare via nell'1 contro 1 a Boi. Si lotta nei pressi dell'area di rigore, alla meglio la fisicità dei giocatori del Guspini. Montesuelli mette in movimento Iba, ancora Montesuelli e ancora per Iba che si sgancia sulla fascia sinistra, troppo lungo il passaggio, copre l'uscita del pallone Santoro. Tanto mentre abbiamo superato la mezz'ora, il risultato è ancora di 1-1. Si sta preparando Alessandro Manca nella Nuorese. Varrucciu, il lancio lungo per Giulio Pinna, arriva Laconi, fallo di mano del numero 3 del Guspini, calcio di punizione in favore della Nuorese. Le proteste di Peana che voleva riprendere immediatamente il gioco. Viene redarguito dall'arbitro. Peana deve stare anche attento perché è stato già ammonito. Attenzione perché arriva il giallo per Rubino, per il vice allenatore della Nuorese. Steri tocca all'indietro per Varrucciu, quindi la Pia per Cocco, quindi il passaggio per Usai, ancora all'indietro a cercare la Pia che gioca su Trini. Lancio di Trini nella zona di Santoro che viene anticipato dal puntuale intervento di Ibba. Mette il pallone in fallo laterale. Corda gioca su Steri. Steri invita all'azione Santoro che riesce a tenere il pallone in campo, lo mette al centro e ottiene il massimo perché non era sicuramente un grande cross questo di Santoro. Viene messo in corner, uscirà per la Nuorese Usai con il numero 7 ed entra Alessandro Manca che aveva saltato la precedente partita contro la San Marco a Semini per infortunio. Aumenta il peso specifico dell'attacco della Nuorese in questo finale di gara mister Marco Sanna. Va subito al centro dell'area Alessandro Manca. Giulio Pinna sulla bandierina di destra, traiettoria a rientrare, va Pinna, la Pia buca l'intervento, poi Ragazzu che prova a rientrare sul pallone ma viene anticipato dall'intervento di Curreli che poi verticalizza nella zona di Floris, 2 contro 1, Floris, c'è il solo Varrucciu a difendere, Floris prova il tiro e sbaglia clamorosamente, c'era dall'altra parte De Murtas, non ha sfruttato questo contropiede il Guspini, poteva decisamente fare meglio la squadra ospite in questa circostanza, idea molto intelligente di Curreli che ha innescato un ottimo contropiede, si salva la Nuorese che riparte dalle retrovie con Steri che serve la Pia, lancio lungo di la Pia a cercare Manca direttamente in fallo laterale. Ibba gioca all'indietro per Uliana, lancio lungo, la Pia in anticipo su tutti, mette a terra il pallone, prova a giocarlo
Alla che arriva a Corda, che incespica sul pallone ma poi riesce a riprenderlo. Corda serve Cocco che ha spazio, il lancio nella zona di Ragazzu, deve affrontare Laconi. Ragazzu contro Laconi, è bravo Laconi a fermare Ragazzu, non c'è fallo assolutamente sul pallone. L'intervento del terzino destro della squadra ospite. Attenzione perché c'è la munizione per Corda che ha bloccato la ripartenza del Guspini, mettendo a terra Vinci, il numero 17. Sta preparando anche Piredda intanto per la Nuorese. Murtas verso Caddeo, la sponda di Caddeo arriva per primo sul pallone Steri, che arriva anche una seconda volta, mette in movimento Corda. Attenzione perché adesso c'è la possibilità per il contropiede della Nuorese. Pinna deve rallentare l'azione, da Pinna a Corda, Corda allarga sul settore di sinistra dove c'è Peana, ha spazio Peana per avanzare, il cross con l'esterno di Peana, pallone ancora buono per Pinna che lo mette in gioco per Manca, il tiro di Manca e il calcio d'angolo per la Nuorese. Non era un tiro quello di Manca, aveva cercato di mettere al centro per Ragazzu. Altro calcio d'angolo dalla bandierina di destra, ancora Giulio Pinna su questo pallone. Pronto a entrare Piredda intanto, vediamo. Prima però viene battuto il calcio d'angolo con Pinna che gioca su Santoro. Il cross di Santoro, il colpo di testa di Manca. Palla alta sopra la traversa. Aveva preso bene il tempo Alessandro Manca, ma non è riuscito a indirizzare verso la porta. Intanto esce Corda ed entra Piredda. Fuori un centrocampista per un attaccante. Vediamo il nuovo assetto della Nuorese con Piredda che guadagna il settore di destra, Cocco largo a sinistra, 4-4-2 classico adesso per i verdeazzurri con Manca e Ragazzu di punta. Riprende il gioco con Boi, lancia nella zona di Curreli, contrastato da Peana, non c'è fallo, si è fermato Curreli, Steri verticalizza per Ragazzu, Ragazzu mette in rete, ma c'è la segnalazione dell'assistente anche stavolta. Bandierina dell'assistente che si alza solo quando il giocatore entra in possesso palla, questa è la direttiva. Ancora Boi per Curreli, la sventagliata di Curreli dall'altra parte per Vinci, 1 contro 1 di Vinci con Santoro, si libera Vinci, il tiro di Vinci, la respinta di Trini, occasione per il Guspini, quindi Floris, bloccato da Steri, quindi Pinna, Peana, ancora per Pinna che si è spostato nel ruolo di centrocampista centrale, quindi Cocco invita all'azione Manca, fermato regolarmente, siamo già dall'altra parte con Floris che gioca su Curreli, non abbocca Peana alle finte di Curreli, rimessa laterale in favore del Guspini. De Murtas l'ha gittata in una zona dove apparentemente non c'erano maglie del Guspini, ma stava arrivando Boi, respinge la difesa della Nuorese. Attenzione alla carica di Uliana su Ragazzu, si lamentano i giocatori del Guspini per un possibile fallo di mano. Intanto arriva un giallo per Montesuelli che ha bloccato la ripartenza. Montesuelli era tra i diffidati, salterà la prossima partita.
gioca all'indietro questo calcio di punizione la Nuorese. Trini dialoga con la Pia, dalla Pia ancora Trini e poi Varrucciu che ha spazio per avanzare. Varrucciu pensa al lancio lungo, serve Peana, stoppa il pallone Peana che riesce a tenerlo in campo, guadagna una rimessa laterale. Non sono molto convinti i giocatori del Guspini, non lo siamo neanche noi a dire il vero. Qui attenzione, manca, blocca il pallone con le mani. Boi, no. Si trattava di De Murtas, è arrivato tardivamente il fischio dell'arbitro ad assegnare una punizione al Guspini. Curreli, pallone respinto da Pinna, quindi Cocco di prima intenzione mette in movimento Manca, controllo di Manca, attenzione perché arriva l'ammonizione per il numero 19 della Nuorese per un fallo su Curreli. Non era riuscito ad addomesticare il pallone Alessandro Manca. Va De Murtas verso l'area di rigore, pallone intercettato da Trini che fa ripartire prontamente Ragazzu, ingaggia il duello con Uliana. Ragazzu tiene il pallone, lo serve a Piredda, da questi a Manca. Manca cerca in profondità lo stesso Piredda, pallone impreciso e facile preda per Fortuna. Rinvio di Fortuna nella zona di Curreli, la spizzata, non ci arriva Caddeo e in anticipo Peana che serve Trini, lancio lungo, si alza la bandierina del guardalinee per il fuorigioco di Alessandro Manca, calcio di punizione per il Guspini, il rilancio di Boi nella zona di Peana che tocca di testa, forse nelle intenzioni doveva essere un retropassaggio per Trini, di fatto un calcio d'angolo regalato al Guspini. De Murtas avanza verso la bandierina e chiama già lo schema per i suoi compagni. Il colpo di testa di Manca a pulire l'aria, quindi Curreli, altro lancio troppo sul portiere, intercetta Trini che fa ripartire Santoro, avanza Santoro, supera la linea di metà campo, lancia dall'altra parte per Cocco, controlla il pallone Cocco, inseguito da Laconi. Cocco si libera, il tiro di Cocco, la respinta con i pugni di Fortuna che non rischia la presa, ancora Cocco. Pinna ancora per Cocco, quindi Varrucciu, Santoro per Peana, da Peana a Santoro, ancora fermato, attenzione perché c'è un fallo di mano, era partito in contropiede il Guspini.
ma si tratta di un fallo di un giocatore della Nuorese. L'arbitro ha segnato il calcio di punizione al Guspini, anzi sta scodellando il pallone addirittura con Boi. Boi rischia tantissimo sull'attacco di Cocco e di Manca, fa valere la sua esperienza. Varrucciu per Piredda, si ferma Piredda, gioca su Steri, da questi a Pinna, quindi Manca per Cocco. Cocco si accentra, fa fuori Currelli, quindi verticalizza per Ragazzu, toccato duro Ragazzu da Boi, calcio di punizione per la Nuorese. Si rialza Mauro Ragazzu, calcio di punizione da più di 25 metri, forse siamo quasi a 30. Sistema la barriera Fortuna, 4 elementi a protezione del primo palo. L'arbitro chiede alla barriera il rispetto della distanza. Va Cocco, scavalca la barriera e ci mette la mano Fortuna. Occasione per la Nuorese, ci ha provato Fabio Cocco. Apprezzabile il tentativo, ma Fortuna è stato molto bravo a chiudere in angolo. Calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra. Va Cocco fuori aria per la conclusione di Santoro, palla che rimane lì e poi Steri mette alto, ci sarà calcio d'angolo, le proteste di Steri per un possibile contatto, è solo calcio d'angolo. Occasionissima per la Nuorese. E Cocco a mettere il pallone al centro, il tiro dalla bandierina, il colpo di testa di Manca, palla alta sopra la traversa. Grande occasione per Alessandro Steri, tanto riparte dalle retrovie il Guspini. C'è Peana che lancia il pallone in avanti, resta in campo il pallone, attenzione perché il guardalinee stavolta segna la rimessa da fondo campo, non c'è stato il tocco di Laconi. Batte lungo Fortuna. Arriva Varrucciu, quindi Manca, deve mettere a terra il pallone, viene contrastato dai giocatori del Guspini che può ripartire con Caddeo. Occasione per la squadra ospite, quindi chiude la linea di passaggio Varrucciu. Siamo dall'altra parte con Manca, l'inserimento di Varrucciu, quindi l'intervento di Uliana, c'è fallo in attacco di Ragazzu. Azione confusa con errori da una parte e dall'altra, arriva adesso il fischio finale, un gol per parte, un gol annullato per parte, una traversa per parte. Sembrerebbe la fotografia di un pareggio sostanzialmente giusto, finisce 1-1 al Franco Frogheri, un punto che muove la classifica di entrambe le squadre, forse serve a poco visto che l'Atletico Uri continua a marciare al primo posto in classifica e la decisione
della Lega di dimezzare le retrocessioni della Serie D lascia poche possibilità ai ripescaggi. Questo sarà uno dei temi che affronteremo nelle interviste a fine partita. Per ora è tutto, ringrazio Alberto Tosini per la collaborazione alle immagini e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.